Eccoci qua, cari telespettatori, vi presento un'altra nostra interlocutrice, un'esperta, una nostra ospite. Allora, ben arrivata Cristina Borile, grazie di essere qui con noi. Grazie dell'invito. Che è un'albergatrice, quindi conosce bene il settore, è vicepresidente della sezione turismo Padova e Terme Euganee di Confindustria Veneto Est. Una carica abbastanza recente, insomma, ormai è passato un annetto, sì, un annetto. Il tempo vola, che ci consente di approfondire il tema relativo al settore turismo, Confindustria, quindi di un certo livello per le categorie ovviamente coinvolte, anche più prestigiose, da diversi punti di vista. Da un lato l'indotto turistico, abbiamo visto che per certi ambiti sta andando bene, per fortuna, un settore che tira tantissimo, dall'altro anche per l'occupabilità e l'occupazione e le opportunità che ci sono di crescita anche professionale all'interno di questi comparti. Allora, dopo il Covid ve la siete vista brutta, decisamente, però poi c'è stata una progressiva crescita sotto diversi profili, anche come indotto turistico, al di fuori di ogni auspicabile aspettativa, addirittura arrivando come indotto a superare il 2019, che era stato un bellissimo anno, no? Sì, il 2019 era stato veramente un anno record. Che non si diceva niente, quando si era nel 2019 sembrava la normalità, e invece sembrava era... la normalità. Beh, diciamo sì, che insomma per fortuna avevamo delle belle percentuali di occupazione abbastanza alte, altissime devo dire. 2019 veramente è stato un anno record, abbiamo finito le festività natalizie veramente con il record, un po' tutti nel nostro bacino, è stato veramente un anno fantastico. Il 2020 sì, ci ha dato un po' una bastonata in testa, però diciamo che nel 2023 ci siamo ripresi un po' tutti, abbiamo un po' perso qualche azienda per strada ancora purtroppo, però nel 2023 abbiamo visto qualche albergo riaprire per fortuna nel nostro bacino. Questa è stata una grande conquista, perché insomma ci vuole anche un po' di coraggio, ci è voluto veramente un po' di coraggio. Il 2023 ha segnato, diciamo, un po' non proprio come il 2019, però assolutamente un numero di presenze buonissimo. Secondo voi, secondo lei, qual è stato l'elemento di criticità nel bacino euganeo in modo particolare che non ha consentito ad alcune strutture di riprendersi oppure addirittura di continuare? Quindi dove sono stati gli errori generalizzati, insomma, perché poi chi più chi meno? Guardando con un po' di distacco. È un po' fatica a guardare con un po' di distacco, perché ti dispiace, perché è comunque un territorio che perde di credibilità, perché se le aziende chiudono sembra che ci sia un territorio che muore, invece il territorio deve assolutamente vivere. Probabilmente erano aziende che avevano già qualche criticità prima, qualche difficoltà prima, c'è stato un po' un cambio generazionale, qualcuno che magari non aveva più intenzione di portare avanti l'azienda di famiglia, e questo c'è stato, e quindi ha deciso di chiudere. E qualche azienda che magari aveva qualche problema di bilancio, anche questo ci sta, perché con tante quindi aziende... è stata un po' una selezione naturale. È stata un po' una selezione, appunto, però per fortuna abbiamo visto appunto aziende riappartire, delle società straniere acquistare questi alberghi, vuol dire che nel territorio ci credono, e questo è importante. È positivo questo? Sì, secondo me è positivo. Perché c'è chi non l'ha vista così bene, no? Ma io la vedo benissimo. La vedo benissimo perché significa che il territorio delle Terme Euganee fuori è visto bene, altrimenti bisogna pensare che se nessuno si avvicina al nostro territorio vuol dire che nessuno ci crede, vuol dire che le terme tutto sommato hanno qualcosa da raccontare. Ma in realtà è molto attrattivo per gli investitori, poi spaventa la messa in opera, cioè quando ci si mette quello, però attrae, perché abbiamo visto che anche nell'area delle terme per esempio c'è stata un'acquisizione da parte non di aponensi del teatro Pietro D'Abano, sì, del teatro, esatto. che è una cosa importante, cioè aprire nuovamente un teatro che era stato dismesso è un investimento significativo fatfatto da imprenditori della Brianza, insomma milanesi, quindi anche questo vi ha dato... Sì, assolutamente, noi li abbiamo conosciuti perché sono clienti del nostro gruppo. Sì, sono clienti del nostro gruppo, e devo dire che io li ho conosciuti quasi per prima. Quando me l'hanno raccontato, devo dire che sapendo le condizioni del teatro ho pensato tra di me, ma a loro non l'ho detto, molto coraggiosi. E invece hanno veramente avuto una forza e una volontà di portare avanti questo progetto che è stato ammirevole, ammirevole. Ce l'hanno messa tutta, e noi albergatori stiamo tentando di aiutarli, di mandare i clienti, di andarci noi,
noi veramente di dare una mano, perché questo è un grande segnale. Esatto, è un grande segnale. Perché poi Sì. adesso so che gli industriali, se non erro, gli industriali hanno acquisito anche il Palazzo del Turismo. Sì, sì. Quindi sì, questa è un'altra cosa sì, importante. Federalberghi, Federalberghi. sì. Adesso stiamo parlando con la provincia, sia noi di Confindustria sia Federalberghi, per vedere cosa riuscire a fare con il Cursal. Chissà che anche là che è un'altra struttura, sempre in zona pedonale, diciamo, esatto. sì, il vecchio Palazzo del Turismo, esatto. la vecchia sala congressi, diciamo, e anche là ci stiamo lavorando, chissà che anche questo sia un passo avanti, e perché no, insomma, un paese che rinasce. Cos'è che andrebbe fatto, per chi non conosce bene, vabbè, chi ci ascolta magari anche da altre zone, non capisce le criticità, i punti di forza e le leve su cui bisogna muoversi in un settore turistico che è molto particolare, quello delle terme, perché è diverso dalle terme di Sirmione, per fare un esempio. Sì, diverso dalle terme di Montecatini anziché di altre sì. parti d'Italia, no? Beh, sicuramente. Voi lo sapete che sì, il vantaggio è quello che ogni azienda delle nostre ha le terme all'interno. Quindi tu non sei costretto ad uscire per fare la tua cura, che sia una cura termale, che sia una spa, perché tutti gli alberghi sono dotati del loro centro termale dove si fanno i fanghi tradizionali, e tutti gli alberghi più o meno hanno, piccola o grande che sia, una spa all'interno, e questo sicuramente è un vantaggio, perché io col mio accappatoio posso vivere in albergo tutto il giorno e non devo uscire. E questo sicuramente è un vantaggio, perché hai tutto a tua disposizione. Hai a disposizione un'acqua termale su un territorio che è come il nostro oro, è l'oro che Gesù Cristo ci ha dato, perché questo è fondamentalmente. E possiamo curarci con la medicina naturale, che oggi è molto valutata, perché non dimentichiamo la medicina allopatica, per carità, però le persone sono anche stanche di prendere tanti farmaci, e quindi la cura termale sicuramente è un vantaggio poterne usufruire. È così conosciuta oppure no? A volte è un po' sottovalutata. No, un po' è sottovalutato, è vero, è vero. Direi anche a livello territoriale, vero? Sì, anche a livello territoriale, però io sto vedendo veramente una grande rinascita sotto questo punto di vista, e questo il Covid ci ha aiutato su questo, perché Federterme allora aveva studiato di fare questo bonus terme, che è nato proprio per agevolare le terme, perché durante il Covid comunque le terme si potevano fare, e la possibilità di andare alle terme con questo bonus ha fatto conoscere le terme a tantissime persone che non sapevano nemmeno, conoscevano nemmeno l'esistenza. Soprattutto del territorio regionale, sì. E anche provinciale. Sì. Infatti abbiamo tantissime persone, turisti di prossimità, che vengono, usufruiscono magari del weekend, anche se hanno pochi giorni, però tanto turismo di prossimità che prima si vedeva molto poco, veramente poco. Ma perché comunque diciamo che la zona termale aveva investito moltissimo in un turismo di lungo raggio, no? I tedeschi storicamente, sì. oltre confine, oppure la Lombardia, anziché trascurando completamente il territorio, forse pensando che non potesse essere un investimento interessante, perché poi la zona delle terme di Abano e Montegrotto puntava all'estero, no? Sì, il mercato più importante era il tedesco, austriaci, tedeschi, svizzeri, tedeschi, francesi abbastanza. Adesso i tedeschi, come sappiamo, hanno qualche difficoltà economica, non stanno proprio lo notate benissimo. Questo? Sì, lo notiamo, sì. Abbiamo perso tantissima clientela tedesca. Addirittura? Un po' non c'è il ricambio generazionale. Un po' non c'è quello. Cioè quelli che erano gli anziani di una volta non hanno passato il testimone, no, diciamo, alle proprie... Poco. Quindi è tutto un lavoro che andrebbe fatto? È tutto un lavoro che bisogna rifare assolutamente. Bisogna un po' rinnovarci, però le terme di una volta non ci sono più, nel senso bisogna un po' diventare un po' più moderni, diciamo, ecco, perché sennò non siamo più appetibili, insomma, bisogna che ci offriamo un prodotto un pochettino più moderno. Questi 5 secchi di 5 kg di fango che ti mettono sopra, insomma, cominciano a diventare magari un po' pesanti per qualcuno, quindi dobbiamo anche pensare a qualcosa di un pochettino più innovativo, senza dubbio. Bene l'Austria, assolutamente bene, l'Austria è rimasta, benissimo la Francia, molto bene. Benissimo la Francia, ma l'Italia sicuramente in questo momento la fa da leone, quindi sì. Questa è una cosa positiva. Sì, assolutamente. È cambiato il modo di fruire delle proprie vacanze? Questo un po' vi riguarda?
Eh sì, anche questo ci riguarda, bisogna cambiare anche da parte nostra un po' la mentalità. Non esiste più il cliente che viene 2 settimane, sono molto rari. Ci Una sono, volta ma sono si parlava di 2 settimane. 2 settimane, chi faceva le cure termali faceva 2 settimane. Si è ridotto 1 settimana, adesso siamo sulla media di 5 giorni, 5-6 giorni, 5 giorni, insomma. Beh, già tanto comunque. È già tanto, ma abbiamo tantissimi weekend, tantissimi. Mentre una volta il fango si consigliava solo per chi faceva almeno 1 settimana, adesso li facciamo anche di 3-4 giorni, perché il fango è anche un antistress. No, infatti è vero, infatti. Il fango è anche un antistress e comunque ti aiuta per le tossine, aiuta a rilassare i muscoli, insomma si possono studiare delle cose alternative, perché no? Ma è cambiato il modo di fruire della vacanza perché purtroppo c'è un potere d'acquisto diverso? E quindi ne risenti, perché poi in Italia abbiamo visto che i redditi sono tra i più bassi in assoluto in Europa, cioè addirittura siamo a livello sotto la Slovenia, è venuto fuori gli ultimi dati, quindi spaventoso, o perché nella forma mentis nuova la concezione dello stare tanti giorni alle terme non è più, non piace più, non passa più. Ma secondo me è anche il fatto che abbiamo, che è diminuita l'età media. L'età media è diminuita, quindi ci sono molti più giovani, ci sono molte più persone intorno alla mia età, sui 50 così, ma ancora dobbiamo lavorare, non abbiamo tanto tempo per andare alle terme. Allora non abbiamo tempo per andare alle terme, questa è la frase che chiarisce tutto. Esatto, magari la settimana bianca uno ci va, perché la settimana bianca con i figli, li porta e tutto. Sì, quello sì, perché le scuole sono chiuse. Se invece abbiamo ancora bambini piccoli che vanno a scuola, dobbiamo fare un po' a spizzichi e bocconi. Perché è considerato una coccola per se stessi, un lusso per sé. E quindi rientra in questa logica, uno dice sì, il lusso me lo posso fare, concedere 2 o 3 giorni, più in là negli anni è diverso come discorso. Se sei in pensione puoi permetterti di stare fuori di casa anche 2 settimane, insomma è diverso, certo, non hai bambini che vanno a scuola, non devi lavorare, ancora noi dobbiamo produrre. I russi sono venuti meno, era una fonte importante. Gli Stati Uniti stanno emergendo, quindi gli statunitensi sono molto presenti, almeno anche nel Veneto. Come va con la vostra zona, col bacino euganeo? Ci sono oppure no? Noi come gruppo ne abbiamo tanti d'estate, tantissimi d'estate. Soprattutto un albergo dei nostri lavora tantissimo con gli americani, soprattutto l'estate. I russi sì, con i russi stiamo soffrendo, d'altra parte abbiamo quelli che vivono vicino, che magari non abitano proprio a Mosca, qualche coraggioso arriva facendo un po' il giro. Addirittura? Sì, qualcuno arriva, cioè, trovano il modo per venire, però molto pochi. Se prima era una percentuale molto alta, adesso la percentuale è più bassa, tanto che ieri era la loro Pasqua e noi non abbiamo quasi neanche festeggiata, di solito tendiamo anche a loro a dare un segno, insomma, come per il nostro Natale, e per la nostra Pasqua e per le loro festività, di solito un segno si dava, quest'anno è un po'... E l'Oriente è presente alle terme, nel bacino euganeo? No. Non è. Abbiamo un gruppo di orientali che arriverà in uno dei nostri alberghi la prossima settimana. E siamo molto curiosi di capire come sono arrivati e cosa vogliono fare loro. Da quello che noi abbiamo capito vengono a visitare un po' il Veneto, andranno a Venezia, verranno a Padova a vedere l'orto botanico, abbiamo consigliato Val San Zibio, la casa del Petrarca, Verona, credo che perché stanno 5 o 6 giorni addirittura. Quindi sì, ma sono giapponesi? Indiani. Ah, sono indiani. Quindi, ma vengono con le famiglie oppure singolarmente? Singoli, tutti singoli. Quindi hanno anche esigenze diverse. Sì, insomma, vedremo. È un turismo nuovo, perché no? Allora, cambia il turismo, cambiano le modalità di fruire delle festività, cambia un po' tutto. Il nodo cruciale resta il personale a questo punto. Avete tra l'altro anche non più continuità nella presenza di tanti turisti. Come vengono riorganizzate le risorse? Quindi questo problema è trasversale, riguarda tutti i settori, perché noi abbiamo da Confindustria, il settore, tutto, senza pietà. Cosa è dovuto secondo il vostro ambito preciso a questo problema? Allora, il problema più grande è quello di far lavorare le persone il weekend. I weekend sono terribili. Che sono quelli per voi tanto pieni. Lavorare. Come? Sono quelli tanto pieni? Sono quelli tanto pieni per noi, sì. I weekend sono diventati terribili. Bisogna anche là cambiare un po' la mentalità. Anche perché ormai negozi, centri commerciali, tantissime attività sono aperte anche la domenica e il sabato.
e quindi bisogna veramente un po' capire che il mondo è cambiato. È cambiato, ma è cambiato anche nella testa delle persone che vogliono avere il tempo libero. E quindi bisogna adeguare anche noi le nostre squadre e cercare di dare loro del tempo libero e di dare una qualità di vita un po' diversa da quella di prima, dove c'è sicuramente il lavoro, ma c'è anche la vita, c'è la famiglia, c'è l'aver voglia di andarsi a fare un weekend, che poi il weekend potrebbe essere lunedì e martedì e non sabato e domenica, però bisogna veramente cercare che anche i collaboratori abbiano una qualità di vita migliore di prima, che non è detto che prima non fosse buona, ma era diversa. Ma è cambiata la generazione oppure quelle stesse generazioni di prima a seguito del lockdown, del Covid, si sono risvegliate diverse? Perché alcuni dicono sono i giovani di adesso che hanno una forma mentis diversa. Beh, in fin dei conti cosa dici? Io direi che è un po' misto. È un po' misto. Io non voglio colpevolizzare tutti questi poveri ragazzi che invece secondo me ce ne sono di veramente bravissimi, ma come si dice tutto il mondo è paese, quindi ci sono i più anziani che disturbano e ci sono anche i giovani che disturbano, ma ci sono dei giovani bravissimi. Noi abbiamo dei ragazzi che vanno a scuola, che vengono, lavorano il weekend, lavorano le sere, vogliono lavorare durante l'estate e sono veramente dei bravi ragazzi. E quindi non si può dire che sono solo i ragazzi. Siamo un po' tutti, probabilmente abbiamo capito cose diverse della vita e vogliamo un po' più di tempo per noi, ecco, ma non sono solo i giovani. Il discorso che è fatto dalle tante associazioni di categoria del famoso welfare aziendale, quindi benefit, welfare, perché il problema sono anche per le aziende, finché viene fatto un taglio del cuneo fiscale va bene a tutti. Ben venga questo taglio del cuneo fiscale, che venga anche strutturale, perché a questo punto sarebbe anche ora. Viceversa i vantaggi diventano molto, molto esigui, perché qualsiasi cosa viene dimezzata a causa delle tasse. Però l'escamotage è stato visto, è questo welfare aziendale, più o meno strutturato. Sì. Secondo lei, che rappresenta la categoria, però è anche imprenditrice, quindi è fattibile strutturarlo in qualche modo per far sì che il lavoro sia anche qualcosa di diverso, al di là della retribuzione in senso stretto? Sì, sicuramente ne stiamo parlando, ne ho parlato la settimana scorsa proprio con i miei colleghi durante una riunione, di fare anche bastano anche a volte delle convenzioni con dei negozi, delle convenzioni con un'assicurazione, una convenzione con una palestra, un'agenzia viaggio, le persone si aspettano qualcosa in più. Magari, come ho detto prima, i 100 euro sì, fanno piacere, ma magari regalami un buono per andare a fare un viaggio. Sì. Forse più apprezzato, o magari vado a fare la spesa perché magari ho una famiglia numerosa, il buono benzina. Senza dubbio questo è un plus sul quale bisogna studiare ed è una cosa che può assolutamente aiutare. Vi vede d'accordo questo come categoria, sì, come imprenditori della categoria? Sì, va strutturato. Cosa va vuol strutturato. dire? Allora, io credo nella meritocrazia, quindi il tutto per tutti secondo me non è giusto. È giusto che le persone che meritano siano adeguatamente ricompensate e chi invece non lo ha ancora magari stato, è giusto che magari si sproni per arrivare a dove è arrivato il collega, però un po' di sprono, un po' ci vuole. Cosa vuol dire? Spieghiamo a chi ci ascolta lo sprone. Vuol dire che se il mio collega è riuscito ad andare in viaggio con un buono che l'azienda gli ha regalato, sono andato a fare un weekend perché è stato bravo, ha lavorato, ha dato disponibilità, ha accontentato soprattutto il cliente, perché questa è la cosa migliore. Del cliente. Sì, noi abbiamo il cliente, se una persona ha accontentato il cliente e questa è la cosa più importante, perché le beghe ci possono essere, noi siamo tanti, tantissimi e le cose ci possono essere, la discussione con la direzione ci può essere, però poi se il cliente è contento passa tutto in secondo piano. Però se io non riesco ad accontentare il cliente vuol dire che non merito quel viaggio, non merito quel buono, devo fare un passo in più, devo capire come è fatto il mio collega, devo capire i suoi modi di fare per vedere cosa di fare meglio. Allora, qui abbiamo solo ancora 2 minuti a disposizione, parlo di formazione. È importante la formazione? Perché tutto questo bisogna, o uno ha quel grip in più che capisce, altrimenti bisogna insegnarglielo. Ma glielo insegniamo volentieri, ci mancherebbe altro. La formazione è molto importante anche perché si avvicinano alle strutture alberghiere adesso, turistiche,
turistiche in generale direi, anche persone che non hanno fatto la scuola alberghiera. Quindi Ma nel mondo tutto si può imparare, non c'è niente che non si può imparare, basta la buona volontà. E noi siamo assolutamente a disposizione sempre, e corsi di formazione ce ne sono da noi tutto l'anno. Sempre, di qualsiasi argomento, dalla cucina, ristorante, le sommelier, piuttosto che corsi per la spa, ma ricevimento, come accogliere il cliente, proprio anche dalla base. Anche chi ha studiato le lingue si può assolutamente approcciare al settore turistico. Il presupposto però sono sempre le lingue. Un po' sì. Un po' sì, non in tutti i reparti, però almeno 2 lingue o 3 lingue sì. Devono saperle. Sì. È più facile ricollocarsi per una persona che ha una certa età e quindi è anche più agevole avere a che fare con una persona che ha una certa età, oppure per i più giovani? Ma anche là non faccio una differenza, perché c'è quello che ha una certa età che ha una grande volontà, perché dice mi devo ricollocare e devo trovare ancora un posto dove arrivare che mi porti magari alla pensione. Il giovane magari è più facile che abbia voglia di stare magari una stagione, no? Fare un'esperienza e poi va a fare all'estero o va a fare da un'altra parte. Io dico sempre andate, che poi tanto tornate in GB Hotels, li vedo tornare. O comunque nel gruppo degli albergatori in generale del bacino Euganeo. Esatto, sì, ma è giusto che vadano, E il nostro lavoro è fatto anche di quello, è fatto di esperienze. Anzi, è fatto soprattutto di esperienze, che è una cosa importante. Sì. Che cosa dovrebbe fare un'amministrazione comunale, può essere quella di Padova, in 2 parole, o quella di Abano, Montegrotto, eccetera, per far sì che ci sia quel plus in più con le strutture di ricettività, con le categorie che lei rappresenta? Sicuramente una scuola alberghiera un po' più importante, un po' più significativa. Noi abbiamo una scuola alberghiera ad Abano, importante per carità, però ha bisogno di una spinta. Ha bisogno magari anche di qualche corso di formazione un po' diverso, qualcosa che sia, magari che non siano proprio solo i 5 anni, ma qualcosa di professionale, come delle scuole professionali che fanno solo un paio d'anni e poi inseriscono i ragazzi nel mondo del lavoro. Anche lì bisognerebbe trovare un modo per diventare un pochettino più appetibili, perché magari qualcuno non ha voglia di fare i 5 anni, non si sente, non ha la capacità o anche proprio la voglia di dire devo studiare in altri 5 anni, però io credo che in un paio d'anni assolutamente un cameriere, un cuoco, una cameriera ai piani, magari con le lingue si fa un po' più fatica, però ce ne sono di posti. Quindi dove... qualcosa di più agevole. Sì, qualcosa di più agevole, sì. Perfetto, allora intanto in bocca al lupo, buon lavoro, perché Grazie. ne avete da fare. Come no? Assolutamente. Come no? Noi siamo arrivati alla pubblicità, quindi cari telespettatori, state sempre con noi, continuiamo con altre interviste naturalmente e ci vediamo tra poco. Ringraziamo che è stata qui con noi Cristina Borile naturalmente e ci rivedremo. Grazie a voi dell'invito, grazie mille.